Animato confronto sulla centrale di Monfalcone e contrarietà alla scelta del carbone come fonte energetica. A Monfalcone un incontro pubblico sul futuro della centrale termoelettrica ha evidenziato una forte preoccupazione dei cittadini per la scelta di privilegiare il carbone come fonte energetica. Ai rappresentanti politico-istituzionali è stata richiesta una vigilanza strettissima sulle conseguenze ambientali. Il servizio di Maurizio Mervar. Per la centrale elettrica di Monfalcone l'azienda A2A sceglie la riconversione integrale al carbone, disattendendo così il protocollo del 2004 che invece prevedeva l'uso del gas. Nell'incontro pubblico, dopo un'esaustiva esposizione dei rischi ambientali, vengono richiamate le recenti dichiarazioni del neo ministro all'ambiente Orlando, che nel sistema energetico nazionale prefigura una riduzione progressiva dell'uso del combustibile fossile. Ma mentre il presidente della provincia Gherghetta annuncia una commissione di studio di livello nazionale sul tema, scatta un'aspra contestazione. Sono il presidente della provincia, scusa, I comitati devono capire che i comitati devono fare la loro parte, la provincia deve fare la sua parte. Noi abbiamo un percorso che deve essere corretto, serio nei confronti di tutti gli attori presenti sul territorio e solo alla fine di un percorso di questo tipo sarà giusto e corretto che la provincia prenda la sua posizione. Il progetto di A2A è di riconvertire a carbone perché economicamente è molto redditizio. Ma non solo a carbone, vuole che un 10% di energia prodotta sia prodotta da biomasse. Di conseguenza a Monfalcone transiteranno camion e camion di rifiuti. La 2A ha già un'indagine segretata dall'antimafia su un traffico di rifiuti illeciti. C'è per esempio uno studio recente condotto in Canada che ha mostrato un rapporto tra la distanza del luogo in cui si risiede rispetto alla fonte di inquinamento e l'incidenza del cancro della mammella. All'interno della regione è a Trieste e a Gorizia dove muoiono di più le donne per tumore al seno. I motivi per cui questo avvenga non sono mai stati studiati. Ci sono degli studi scientifici pubblicati che dimostrano la correlazione fra tumore alla mammella ed inquinamento. Bisogna dare, secondo me, una risposta alle nostre donne.